Va ora in onda la rassegna stampa. Aspetta un attimo, ma che fretta sempre sta cosa, cioè non mi dai il tempo neanche di inquadrare la bellezza dei gadget di Radio Libertà. Appena scendi dalle scale, la prima cosa che vedi, oltre alla TV che trasmette Radio Libertà, i nostri gadget. Bellissimi, oggi ancora più ricchi, e da oggi c'è anche la tazzina con la macchinetta del caffè e con chiaramente il porta tazzine griffato Radio Libertà. Guarda, tu che vai giù in Puglia dalla zia, sarebbe un regalo bellissimo. Guarda cosa ti ho portato. Chiaro che sei tirchio e spendere 5 euro per un gadget del genere per te è troppo, lo capisco. Parlo con il nostro regista Simone. Buongiorno e grazie per essere con noi anche quest'oggi. No, scherzi a parte, guarda che è roba buona, E la tentazione di venirci a trovare qui negli studi di Milano, in via Bellerio 41, dalle 6 del mattino alle 8 di sera, sempre aperti, è forte, vi capisco, e ringrazio quelli che già stanno facendo capolino, che migrano verso la nostra sede perché sono gadget da collezione, lo ricordiamo, il nostro Marco Grimoldi, responsabile gadget, lavora tutta la notte, ora pare stia andando a dormire a quest'ora, per prepararli manualmente, artigianalmente, uno ad uno, e ne prepara 1, 2, 5, 10 al massimo, capisci? Cioè i borselli, gli zainetti griffati Radio Libertà. E non pensate che ne abbiamo 100, ne abbiamo 3, 4, 5, 10, capisci? E le magliette, i cappellini griffati Radio Libertà, l'orologio, già adesso mi chiedete quello con le firme, ma scusate, l'ho dato via l'altro giorno, che cavolo, le calze di Radio Libertà, le mutandine da Radio Libertà. Giorno a quelli che mi sentono e con la testa sono già in Puglia, capisci? Cioè, bello, e uno già pensa che ora c'ho il treno, che ora parto, ora spendete, arriveranno i razionamenti, poi mi verrai a chiedere 5 euro per farti benzina, io non te ne darò perché non sei stato attento. Attenzione, che mi stanno già scrivendo perché mi chiedono: ma allora è vero, ci saranno i razionamenti e cosa devo fare? Tranquilli, ci siamo già passati da queste cose, ne usciamo anche questa volta. Vai tranquillo, buongiorno e buona Pasqua. Sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, grazie per averci scelto. Buongiorno a quelli che ci scelgono in ritardo, ma ci scelgono, nel senso che magari ci ascoltano su Facebook e su YouTube negli orari più impensati della giornata, ma fanno capire che questa è una radio di nicchia, sì, ma molto particolare, molto speciale, perché la fate voi questa radio, già a quest'ora, alle 7:30 del mattino o alle 5 del pomeriggio se mi seguite in replica, o alle 8 di sera quando c'è davvero in onda la replica sulle nostre frequenze, inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Il bello di questa radio è che non è che parliamo solo noi, parlate anche voi. Scrivete già adesso il vostro pensiero su quelle che secondo voi sono le notizie del giorno al 340 6709 659 e io ve lo leggo. Ed è bello perché siete voi i veri commentatori, i veri editorialisti della nostra radio, e dite delle cose molto spesso che i giornali non dicono. Anche per questo, come sigla, oltre al bentornato Va Pensiero in varie versioni, lo sentite alle 7:25, 7:26, prima dell'inizio di questa rassegna stampa, ci sono sempre i gattini di Rossini per prendere un po' in giro quello che la stampa scrive quest'oggi, e vi assicuro ci sono delle cose
divertentissime che chiaramente vi metterò in mostra. Però vi faccio un esempio, c'è Maurizio che vorrebbe diventare bravo come Mago Varin a prevedere, Maurizio, Campacavallo, signori, quasi 50 anni di esperienza di microfono, Mago Varin non è secondo a nessuno. Mi scrive Maurizio, e ora da Bruxelles ci dicono di pensare a razionare i consumi per via del difficile arrivo del gas e petrolio da zone di guerra, ma mai riprendere contatti con l'europea Russia? Come è giusto, pensiamo anche alla piccola isola di Cuba, con la sua gentile gente, il blocco delle forniture di petrolio da sempre, come di più di ogni nazione, crea delle infinite difficoltà. Mi auguro che dopo le speculazioni sul loro zucchero siano aiutati ad un progresso politico e sociale. Se lo meritano. È vero, Maurizio, sono d'accordissimo. Ci stiamo dimenticando di Cuba, lì hanno chiuso completamente i rubinetti per loro. Tu dici, volete fare la stessa fine di Cuba? Avevo scritto da profeta come Mago Varin, vorrei vedere dopo i cosiddetti e noti controlli della finanza governativa sulle compagnie petrolifere quali multe verranno erogate. Vero, vero, vero. Spero che Mister Prezzi, ma c'è ancora c'è, non è che facciamo dimettere anche lui, visto che siamo pronti a chiedere le dimissioni di chiunque. Attenzione che ne arrivano di nuove. Ciao Sammy, quando puoi mi fai ascoltare la canzone di Dalida nel 2023. Giusy, non la sapevo neanche, io che ho lavorato, che figura, Radio Italia anni 60, ho lavorato per tanti anni lì, non sapevo che c'era un pezzo di Dalida che si intitola Nel 2023, giuro, se riesco questa mattina, ma sai che io ho solo artisti indipendenti, io trasmetto quelli sfigati, quelli che non possono essere trasmessi da Radio Italia perché non sono abbastanza famosi, capito? E Dalida effettivamente è una grandissima. Beh, per dirvi che già a quest'ora siete belli arzilli, belli svegli, e a me fa piacere perché siete complici un po' del Sammy Varin, cioè se questa rassegna stampa viene una cazzata è anche merito vostro, questo dovete esserne fieri, capito? Vediamo un po' cosa titola il sito del Corriere. State tranquilli, il razzo è partito, questo è il titolo principale. No, non è vero, ma no, non c'è intitolazione. Questo, dov'è che devo andare per vedere il razzo? Oh, la miseria, fino alla terza, quarta notizia. Artemis 2 è partita verso la Luna. C'è gente che ha fatto tardi questa notte per vedere la partenza. Oh, ma tra poco partiranno da Aosta. Hai sentito sta cosa? In Val d'Aosta partiranno i missili. Sì, giuro in giuretta, non ci crede. Perché cioè sei in ritardo, era ieri il 1 aprile, oggi il 2, non dico più cazzate, oggi sono serio. Non mi crede nessuno. Artemis 2 è partita verso la Luna, la capsula Orion con a bordo 4 astronauti è in orbita, riparato il guasto alla toilette di bordo, che è importante, direi che è, perché se fai una pipì da lassù viene giù come pioggia battente, dici, ma sta. No, il titolo principale comunque sul Corriere è Trump, obiettivi quasi raggiunti, colpiremo duramente l'Iran ancora per 2 o 3 settimane. Avete novità in questo senso? Cioè siamo ormai alla frutta, nel senso che dice una cosa, ne fa un'altra, ne spara. Oggi su tutti i giornali c'è la storia della NATO, adesso vediamo. Trump, Iran decimato, siamo vicini a finire il lavoro. Chi riceve petrolio da Hormuz si occupi dello stretto. Sta bussando a noi questo, ci dobbiamo occupare, capito? Voi camionisti, voi che siete in giro in macchina, CQ, occupatevi dello stretto, fatelo adesso per favore. Santa polenta, ci arriviamo. Allora, vado subito sui quotidiani, ma voglio andare sul titolo più carino di quest'oggi, ve l'assicuro. Oggi, se avete qualche euro da spendere, sicuramente è da comprare solo per questo titolo, mai comprato in vita mia, costa ben 2 euro,
il quotidiano Il Riformista. Perché? Perché cosa titola oggi Il Riformista? Un Piantedosi abbastanza disperato, dice, ma che stava ascoltando sicuramente qualcuno che ne sparava di tutti i colori in Parlamento. Il titolo principale oggi sul quotidiano Il Riformista è romanzo viminale. Non criminale, romanzo viminale. Giro di giostra nel governo, ballano Urso e Abodi, poi il caso Piantedosi. Sarà una Pasqua di passione. Bellissimo titolo, lo amiamo oggi, il quotidiano Il Riformista. Io spero poi che i titoli, gli articoli siano ancora fatti da persone umane. Io me lo auguro, così come i pezzi, le canzoni, lo sapete, io cerco veramente di rompere le palle agli artisti indipendenti che ogni mezz'ora trasmetto. La prima domanda che gli faccio quando mi inviano, e vi ringrazio che lo state facendo ogni giorno, praticamente un file, guarda Sammy, appena inciso in sala registrazione, senti cosa ne pensi? Io la prima domanda che faccio è: ma è umano? È cantato da voce umana? Perché ormai gran parte, ed è solo l'inizio, della musica e secondo me anche degli articoli, dei titoli, viene fatta dall'intelligenza artificiale. È una cosa tristissima, guarda, una roba che ti fa passare la voglia di fare qualunque cosa. Dici, tanto la fa l'intelligenza artificiale. Ragazzi, resteremo tutti quanti senza lavoro, partendo dal notiziario delle 13. Sapete che il nostro notiziario delle 13, sì, lo fa l'uomo, ma la voce è assolutamente dell'intelligenza artificiale. Siamo finti. Ed è chiaramente un piede nel futuro che bisogna tenere, lo facciamo proprio per esserci, così come siamo su tutte le piattaforme internet, non siamo più in FM ma siamo in DAB, e già quello è un sistema avanzatissimo, c'eravamo già 10 anni fa, e siamo su Facebook, su YouTube, su Facebook milioni di follower perché siamo sulla pagina di Lega Salvini Premier, e saluto i celoduristi, siamo sul sito radiolibertà.net guardato da migliaia di persone, siamo su Instagram e ancora oggi state commentando in centinaia e centinaia la notizia che certi medici producono dei certificati falsi per far sì che gli immigrati non vengano rimpatriati. Quella è una notizia diffusa, ormai saranno 15 giorni, che ancora oggi viene commentata in maniera strepitosa da migliaia di persone. Per dirvi, insomma, che facciamo notizia, anche se siamo una radio di nicchia, non fate notizia, perché diciamo cose diverse, le diciamo in modo diverso, non pensiamo di avere la verità in tasca, ma pensiamo di raccontarla in modo diverso. Ve la metto sul tavolo e poi voi decidete se abbiamo ragione o no. Dove vado? Allora, il Secolo d'Italia oggi rispecchia chiaramente un'altra tendenza del quotidiano, dei quotidiani di quest'oggi, parlano tutti chiaramente di calcio, l'è tutto da rifare, incredibile sul Secolo d'Italia che non è certamente milano-centrico, Italia fuori dal mondiale, Gravina nella bufera e il governo chiede le sue dimissioni e la rifondazione del calcio, molto comunista come termine, però ci sta, anche perché ragazzi, cioè i leghisti storici, che cosa diciamo noi almeno da 15-20 anni? Basta con questi stranieri in campo. È chiaro, la Lega è razzista, è logico dire una frase del genere. 20 anni fa ci dicevano che eravamo davvero razzisti perché dicevamo basta stranieri, facevamo vedere la foto di tutti questi neri che erano lì in squadra, dice ma che cacchio c'entro? Vedi che sei razzista? Perché sono neri? Beh, molti di questi, cioè guardando Simone, anche tu potresti essere scambiato tranquillamente per un giocatore marocchino e magari sapresti giocare meglio a pallone di molti che erano in campo l'altro giorno. No, lui gioca a tennis e questa è anche una colpa. È una colpa che si dà indirettamente al tennis, perché adesso tutti i giovani
e vogliono tutti giocare a tennis. Nessuno vuole giocare a pallone. Si sono appassionati. Colpa di Sinner, sto cavolo di Sinner che adesso vediamo ovunque a fare pubblicità, manca la carta igienica, poi veramente. E quindi rimangono soltanto gli stranieri, poveri, solo loro vogliono ancora giocare a pallone. La stava. Comunque, sì, questo era il secolo d'Italia, ma non posso non andare, non fare un giro prima di tutto sul Sole 24 Ore, che ci dà una buona notizia in questa valle di lacrime: bonus 5.0, più fondi alle imprese, quindi alla fine per gli esodati sono state ripristinate le risorse della manovra, 200 milioni in più. Copertura al 90% per beni strumentali, al 100% per efficienza energetica, sconto bis sulle accise, il 40% delle coperture all'extragettito dell'IVA. Lo so che non avete capito niente, ma quelli del settore sicuramente hanno capito. Italia Oggi che scrive possibile un cessate il fuoco mi fa quasi impressione. È chiaro che lo dice Donald Trump, ma solo se lo stretto di Hormuz sarà libero e gratuito da percorrere. E lo sapete che siete voi che ve ne dovete occupare, e voi che consumate petrolio. Altrimenti, minaccia Trump, l'Iran verrà bombardato fino a cancellarlo. Ok, nel frattempo, naturalmente, preparate le biciclette come nel 73. Che ricordi bellissimi che abbiamo. Eravamo bambini, ma per noi non cambiava niente perché andavamo comunque in bicicletta, la patente non l'avevamo, ma vedere mamma e papà che giravano in bici con noi era stupendo, veramente stupendo, dei ricordi bellissimi. La prima volta che ho visto mio padre in bicicletta, veramente. Dove vado? No, il nostro quotidiano di riferimento. Eccolo qua, scusate, non posso partire con la rassegna stampa se non vi leggo il quotidiano comunista, il Manifesto. Go home, anche qui del Manifesto sono troppo avanti, e quindi Trump che vuole uscire dalla NATO, che non è una novità, assolutamente no. Chiaro che alla NATO si stanno tutti cagando sotto, perché se esce l'America, scarso aiuto in Iran, Trump minaccia di uscire dal patto atlantico, ma l'Europa è sempre più renitente. L'Unione Europea schiera gli avvocati, Starmer convoca una coalizione per Hormuz, nessuna cancelleria europea fa un passo avanti e molte fanno piccoli passi indietro. Chiaro che ci viene voglia quasi quasi, usciamo anche noi dalla NATO. Attenzione, in taglio basso siamo sempre sul Manifesto. Calcio, nazionalisti senza nazionale, titolo interessante. Italia ancora fuori dal mondiale, governo contro il presidente della federazione, si dimetta. La terza eliminazione consecutiva dell'Italia dai mondiali di calcio è un'altra scossa tellurica per il governo. Parte l'attacco ai vertici della FIGC a partire dal suo presidente Gravina. Guida il plotone per le dimissioni il presidente del Senato La Russa, mentre il senatore forzista Lotito starebbe per raccogliere le firme, ma il presidente della Lazio smentisce con il fuoco incrociato di Fratelli d'Italia tra commissione e aula. Ma la tradizionale ricerca del capro espiatorio, su cui per l'intera giornata la destra batte incessantemente, non può nascondere la realtà di un movimento calcistico in profonda crisi da anni, con bilanci economici da brivido, stadi in massima parte da ristrutturare e una struttura elefantiaca con ben 100 squadre tra Serie A, B e C, categoria quest'ultima dove i fallimenti societari sono abituali da almeno 20 anni, e con responsabilità che sono in chiaro concorso con la politica. Hai capito? Calcio, nazionalisti senza nazionale. Così il quotidiano Il Manifesto, signori. Vi sto mettendo sul tavolo tanti argomenti detti in modo diverso rispetto ai soliti giornaloni, perché se devo andare sul Corriere c'è il solito titolo: Trump minaccia lascio la NATO, Repubblica disgustato dalla NATO, Trump pronto al ritiro, La Stampa ira Trump disgustato dalla NATO. Che noia, ragazzi miei, sbadiglio. E allora, perché voglio farvi veramente
provare delle emozioni. Questa deve essere una rassegna stampa emozionante, come la doccia, quella emozionale che c'ha tutte le lucine che si accendono, che puoi schiacciare il bottoncino e piru piru viene fuori il flusso più forte e meno forte e ti fa il massaggio e te lo fai lì e te lo fai là. E allora sai dove vado? Non mi crederete mai, sto per andare su Repubblica. Prima però non voglio farvi andare il boccone della colazione di traverso, prima però il quotidiano La Verità, che dice effettivamente la verità. Lo leggete il titolo? Saluto gli amici della radiovisione su Facebook, su YouTube. Ci sono quelli che accendono appositamente il computer e vanno sul sito radiolibertà.net, ma fate prima scaricare l'app di Radio Libertà sul vostro cellulare. In alto a destra c'è scritto TV, schiacciando TV e vedete anche i titoli dei giornali. Guarda il titolo del quotidiano La Verità di oggi, giovedì 2 aprile, e non è un pesce d'aprile. Non avremmo mai pensato di scrivere una cosa del genere, ma soprattutto di leggerla, perché molti poi i giornali non li leggono, la maggior parte. Vogliono far fuori Piantedosi. Ragazzi, cosa sta succedendo? I compagni sperano in un nuovo caso Boccia San Giuliano e soffiano sul fuoco delle polemiche Repubblica, il Corriere. Poi vediamo, ragazzi, come soffiano. Oh, non vedono l'ora. Qua una dimissione dopo l'altra sarà veramente una Pasqua di passione, come scrive il Riformista. L'opinionista Claudia Conte rivela di avere una relazione con il ministro Piantedosi, ministro dell'interno, quello che fu nel gabinetto di Matteo Salvini. E sta storia del gabinetto, ragazzi miei, meno male che ha messo a posto la toilette sul razzo che va verso la luna, se no, ragazzi, poi anche bello, ho fatto una cacca mentre ero in orbita intorno alla Luna. Chissà che cosa non si raccontano questi astronauti, eh? No, dice, ti sto schifando, Simone. Lui non beve la tisana a quest'ora. Quando c'è Francesco è l'ora della tisana, questa qua, no? Quindi mi piace parlare di cose schifose, così la faccio andare di traverso. Bene! Vogliono far fuori Piantedosi. L'opinionista Claudia Conte rivela di avere una relazione con il ministro, che non lo dicono, ve lo dico io, ma è separato, c'ha 2 figli, ma è separato. Oh, santa miseria, allora scopiamo in pace, non rompiamo le palle, non c'è nessun tradimento, no. E dispiace per le Boccia, la pare Boccia San Giuliano, che invece pare che insomma ci fosse qualche cosa di più. AVS si infila tra le lenzuola, scrive oggi il quotidiano La Verità, non quelle della Salis, perché ci sono lenzuola e lenzuola. Quelle della Salis sono lenzuola comuniste, mentre quelli del Piantedosi sono lenzuola molto più fasciste. Quindi AVS si infila tra le lenzuola, sotto le lenzuola, per farne un affare di Stato. L'obiettivo è chiaro: sfruttare una vicenda privata per ottenere lo scalpo di chi attua la linea dura sulla sicurezza, cioè Piantedosi. La Lega dice stima per il titolare del Viminale, no a modifiche della squadra di governo. Perché? E lo so dove state arrivando anche voi. Chiaramente uno dice, perché Matteo Salvini da anni che gli piacerebbe ritornare a fare il ministro dell'interno, e quindi insomma magari qualcuno si aspetta che dice Salvini pronto a sostituirlo in qualunque momento del giorno o della notte. Assolutamente no, ci mancherebbe altro, anche perché se adesso guardiamo il gossip, ragazzi, cioè ma chiunque si dovrebbe dimettere, anche io mi dovrei dimettere, non dovrei più parlare su queste frequenze, perché ieri ho dimostrato il mio lato patriarcale, invitando qui ben 3 Miss a Radio Libertà. Se vi siete persi l'intervista con Miss Radio Libertà, ma c'era anche il Lele di Nero, il John Travolta italiano, è lui che ha fatto questo concorso dove io ero tra la giuria. Beh, ragazzi,
Insomma, la stessa Laura Ravetto mi ha scritto: il trionfo del patriarcato, 3 Miss a Radio Libertà. Chiaramente scherzava e ha fatto i complimenti a Miss Radio Libertà, però capisci, ho fatto questa cosa terribile e ho intervistato 3 Miss che hanno sfilato in costume da bagno, poi in abito elegante, poi in versione sportiva, ed eravamo una decina di giudici in ogni campo, dallo spettacolo allo sport, e alla televisione. Io facevo la radio e mettavamo i voti a queste ragazze. Mi sa che se domani non mi sentite, ragazzi miei, sapete il motivo. Ciao ciao, fatto sta, signori, così è. Adesso vogliono le dimissioni di Piantedosi, ma chiunque si deve dimettere, anche perché in taglio alto la verità ancora se la prende con la nostra squadra di calcio. Gravina insulta gli altri sport e si incolla alla sedia perché la colpa è di Sinner, ok? Non sono i nostri giocatori che hanno fatto cagare, è Sinner che è troppo bravo. Via lui e meno stranieri, Gravina. Il calcio può risorgere e a me piace che tutti i quotidiani oggi siano d'accordo con la Lega. Ragazzi, non ve lo fa diventare ancora più duro politicamente, of course, non capite male, il fatto che ci diano ragione, Chiaro che la ragione degli scemi, ci sentiamo anche un po' scemi, lo dico perché la Lega ha avuto da sempre questo difetto, è sempre stata troppo avanti. Quando Bossi, per cui molti non hanno fatto neanche un minuto di silenzio per ricordarlo, diceva una roba, ma molto spesso noi qui in radio, in via Bellerio, ci guardavamo dicendo: oh, che cazzo ha detto Bossi? Fio, adesso cosa facciamo? Perché non capivamo all'inizio, non si capiva, lui era troppo avanti, diceva cose che poi sarebbero avvenute davvero. Altro che Mago Varin. Vabbè, dopo il disastro della nazionale, scrive La Verità, il capo della federazione non ha la decenza di farsi da parte per tenersi circa quanto? 490.000 euro l'anno guadagna Gravina, ma serve una rivoluzione. Chiaro che resisterà oggi, domani poi se ne va, ma certo, come quell'altra sciura che non se ne voleva andare, poi se n'è andata al turismo, dai, la Sant'Anché. A proposito, oggi Zaia non è nominato dai quotidiani, Secondo me ci farà una sorpresina, Luca Zaia. Altra notizia succulenta quest'oggi sul quotidiano La Verità, che secondo me è uno di quelli giusti da comprare quest'oggi. De Luca chiede di dare 3 anni di carcere ai genitori del Bosco. Bravo De Luca, mandiamoli ma anche i figli, certo, in comunità di recupero, perché erano sicuramente drogati. Molto peggio, perché De Luca chiede di dare 3 anni di carcere ai genitori del Bosco? Perché non hanno fatto vaccinare i figli. È silenzio, non posso dire altro, è silenzio. Siamo ancora sulla Verità, signori, altro titolone: Trump ci spinge dentro la coalizione per Hormuz. Oggi vertice a Londra tra 35 paesi, c'è pure l'Italia. Donald basta armi a Kiev se l'Europa non ci sta e pensa di uscire dalla NATO, ok? Molto particolareggiato questo titolo, ma avete capito. L'ultimo titolo, ma neanche l'ultimo, sul quotidiano La Verità, altro affair che da sempre abbiamo seguito, anche quando non era ancora scoppiato il caso, avevamo capito che c'era qualcuno che strappava i figli alle loro famiglie senza motivazioni. Bibbiano, il PM, giudici disancorati dalla realtà. Le durissime motivazioni del ricorso in appello contro la blanda sentenza di primo grado. Scrive Francesco Borgonovo, lo abbiamo scritto più volte, ne siamo ancora particolarmente convinti, il sistema bibbiano esisteva e come? A prescindere dalle sentenze e dalle condanne in tribunale. Esisteva un sistema culturalmente sbagliato, fondato su presupposti ideologici che hanno generato allontanamenti ingiusti. Tutto da leggere l'editoriale di Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità.
C'è un po' l'atmosfera dello spazio in questo pezzo di Mirko Signorile, un pianista che voglio farvi scoprire perché merita. Si chiama Venusian questo pezzo e giustamente salutiamo gli amici astronauti che stanno già girando intorno alla Luna. Mirko Signorile arriva da Bari, è pianista e compositore jazz di rilievo
internazionale. Lo sapevate voi? No, perché non viene trasmesso dalle grosse grasse radio. E certo, il suo è un approccio eclettico che fonde jazz, musica classica ed elettronica, spesso caratterizzato da un forte senso melodico e un'atmosfera cinematografica che lo porta veramente a farci svolazzare. Nine Heart è il suo nuovo album che trovate sugli store digitali, su YouTube, ma che vi farò scoprire settimana dopo settimana su queste frequenze. Solo roba buona, solo roba genuina su Radio Libertà, come i vostri WhatsApp che stanno arrivando copiosi al 340 6709 659, augurando buona Pasqua a chi sta per partire, a chi con la mente è già avanti a trovare parenti, amici in questo lungo weekend pasquale e a spendere un po' di soldi, ma dai, ne vale la pena quella volta. Poi certo, da martedì tutti a stringiamo la cinghia, me raccomandi. Grazie agli amici che ci stanno venendo a trovare qui nella sede di Radio Libertà, chi ci porta una colombina, un ovetto, chi ci porta il salame, chi ci porta 5 euro per aiutare Radio Libertà, cosa che potete fare tranquillamente anche da casa vostra in questo momento, andando sul sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra Dona ora e aiutandoci con qualunque carta di credito. Ripeto, 5 euro non vi fanno male, ma a noi fanno davvero molto bene per riapparire magari sul canale 252 del televisore che abbiamo dovuto sospendere per mancanza di fondi. Grazie anche a chi andrà in posta. Conto corrente postale 37671294, lo scrivete sul modulo bianco 37671294, intestato a Radio Libertà Milano. La causale contributo volontario per quel cavolaccio di Sammy Varin che ce la mena ogni mattina. Buongiorno Sammy, confesso di non avere particolare passione del calcio attuale, ma va? Gli schieramenti ultras mi indignano, come anche in politica c'è il brutto difetto di essere di qui o di là, perdendo di mira i risultati da ottenere, ma solo zuffa da pollaio. Però è veramente vergognoso sentire il presidente Gravina sbeffeggiare altri sport a parte il calcio. Ma sa cosa rischiamo noi motociclisti, automobilisti, ciclisti e sciatori sulla nostra pelle ad alti livelli? Si aspettano da me che spenda soldi in abbonamenti di stati e canali a pagamenti per foraggiare questi arroganti? Così ci scrive Marco da Cassam Magnag, la Betlemme della Lega. Buongiorno, Facebook mi impedisce di scrivere commenti. Oppure buongiorno, sulla pagina Radio Libertà ne sa qualcosa. Maria Teresa, non ho capito molto, ma Facebook ormai fa cacchio che gli pare, peggio di Trump, e quindi bisogna avere tanta pazienza. Ma se vuoi commentare, commenta come hai fatto adesso, scrivendo WhatsApp al 340 6709 659. Anche voi che mi seguite su Facebook, su YouTube, commentate direttamente tramite un WhatsApp, io lo leggo al volo, ma anche se mi seguite in differita lo legge chi c'è in diretta. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659, è il metodo veramente più veloce. Ci sono tante notizie che mi state facendo avere, ma io scusate, non è che non mi fido, però molte sono così strampalate, come quello di Lella. Lella mi scrive: la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare la posta. Il colpo shock di un 13enne a Biella, a Vigliano. Mi dite per favore se è vera sta notizia? Io non ho tempo di andare a controllare, però insisto che bisogna cambiare la legge abbassando l'età imputabile, come anni fa fecero in Gran Bretagna. Grazie Lella. La Lega lo dice parecchio e tra poco ci arriviamo, però adesso la mamma lo lascia a scuola, lui va a rapinare la posta, è una cosa. Ieri era il 1° aprile, lo ricordiamo. Basta, mi menate troppo via, ragazzi. Con sti messaggi. Dove andiamo? Sono indeciso. No, al posto che penetrare sul quotidiano La Verità, vi porto su Repubblica, perché io sono pazzo. Mi piace anche beccarmi i vostri incidenti, lo so, però
però lo sapete, se vi porto su Repubblica c'è un buon motivo. Prima di tutto il titolo, vabbè, disgustato dalla NATO, Trump è pronto al ritiro, ma il secondo titolo, bada ben, in centropagina è Piantedosi imbarazza Meloni. Giornalista, ho una relazione col ministro e spuntano gli incarichi, cioè gli ha fatto fare anche cose nel senso buono, incarichi è gratis, dico io. E aggiungo subito, prima che il vostro pensiero malizioso arrivi, che è separato Piantedosi. Oh, santa polenta! E uno da separato non può fare quel cacchio che gli pare? No! Sigonella, Crosetto il 7 in aula e il PD che dice altri movimenti sospetti, cioè loro vedono tutto. Il ministro interverrà sull'uso delle basi militari dopo il no all'atterraggio di alcuni voli USA. La maggioranza fa quadrato e punta all'ex premier 5 Stelle. L'opposizione, il governo chiarisca e chiariamo. Anche Repubblica in taglio basso con Gabriella Cerami si occupa di quel pranzo tra Zampolli e Conte. Mi ha detto salutami Donald, l'inviato di Trump al ristorante con Giuseppi, il leader 5 Stelle che ha detto tutto alla luce del sole, gli ho ribadito come la penso. Attenzione, l'inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, oggi è intervistato ovunque. Guarda, sta scendendo le scale in questo momento, Zampolli. Ce lo compro un gadget? Vabbè, no, tanto per dire che qualunque giornata, anche famiglia ma qualunque Playboy, le ore non esistono ancora. C'è Zampolli, capito? Sappiatelo, chiaramente io non leggerò neanche una riga della sua intervista. No, qualche cosa vi leggo tranquillamente. Siamo sul quotidiano La Repubblica. I mercati scommettono sulla pace. Energia, razionamenti da maggio. Senti che belle notizie. Allora, da una parte i mercati, che è inutile leggere queste cose perché poi stanotte sono successe altre robe, quindi è schizzato su di nuovo il petrolio e ogni volta che schizza aumenta il prezzo alla pompa, capisci? Ma continua a aumentare, non diminuisce. Tranquilli, adesso tagliamo ancora le accise e io spero davvero che Giorgetti faccia la magia e faccia un taglione di accisa che possa zittire la sinistra. Sarebbe bello, se non fosse che poi l'Italia altro che deficit, altro che fallimento. Seduta in netto rialzo per le borse ieri, più lunghi gli effetti dello shock su gas e petrolio in Europa, il CEO di Ryanair, possibili cancellazioni, capito, ok? E taglio basso a pagina 8 su Repubblica si scrive infatti accise, bis da 500 milioni, sostegni per gli agricoltori e Foti che scrive si può sforare il 3%. Wow! Da gettito IVA e certificati verdi le coperture agli sconti almeno fino al 30 aprile. Vertice tra Meloni e Descalzi sul gas. Qualcosa si muove, ma state tranquilli quindi che non bisogna fare la corsa a fare benzina perché comunque il taglio proseguirà. Incentivi, retromarcia e bonus, ripartono i fondi per le aziende. Ma Gronchi, che è il presidente di Confesercenti su Repubblica, nella sua intervista dice la vera emergenza è l'impennata delle bollette. L'inflazione tornerà a correre. Bene la soluzione su transizione 5.0, evitare il taglio era necessario, ma l'emergenza vera resta l'energia. L'inflazione sta tornando a mordere e le bollette stanno esplodendo. Gli effetti su consumi e turismo si vedono già, dice Nino Gronchi, presidente di Confesercenti, intervistato oggi su Repubblica. È chiaro che non sto lì a farvi le raccomandazioni, non tiro fuori la borsetta con il kit di sopravvivenza, però insomma se facciamo andare la lavatrice, la lavastoviglie di notte
o la mattina molto presto, è meglio. Ecco, solo questo vi dico. Intervista a Zoff su Repubblica, che Zoff comunque c'è un po' ovunque anche quest'oggi. Nel 2000 andai via, sono decisioni personali, non un atto di coraggio. L'ex portiere campione del mondo nell'82 lasciò la nazionale dopo il KO con la Francia nella finale europea al Golden Goal. Per rinnovare i vertici sono utili figure di dirigenti con grande esperienza. Benvengano anche campioni come Baggio e Maldini. Imporre un numero di italiani per squadra potrebbe essere un'idea. Avrebbero più spazio e sarebbe interesse dei club investire negli azzurri. Formare un vivaio di atleti italiani non sarebbe male, ma mi sembra di ritornare ai tempi di Radio Padania Libera. Io queste cose le dicevo 20 anni fa. Povera generazione Z, scrive ancora Repubblica, rimasta ancora una volta orfana del rito mondiale. I Gen Z senza mondiale, e chiaramente si girano da un'altra parte, o vanno a rapinare le poste oppure giocano a tennis. Meglio la seconda soluzione. Lo Ius Soli, ragazzi, nessuno più ne parla. Forza Italia non lo voleva mica, e il PD stop Ius Soli. La Corte USA però frena. Delusione della Casa Bianca. Durante l'audizione a cui il presidente ha assistito per la prima volta, gli alti magistrati si sono mostrati freddi sulla proposta del governo. Ne parla oggi il quotidiano Repubblica, ma state tranquilli che si andrà avanti su questo fronte, e voglio vedere se il PD propone lo Ius Soli, che se nasci in Italia diventi italiano, ragazzi miei. Eccoci alla triste notizia, pagina 20 di Repubblica, ma ne parla oggi parecchi quotidiani. Incarichi alla giornalista amica di Piantedosi, e poi il virgolettato: con lui una relazione. Tan, da, da, da. La conduttrice Claudia Conte confessa, somiglia un po' alla Boccia, non posso negare il legame con il ministro. Schlein, l'ennesimo scandalo. Ve la devo leggere sta cosa, mi viene da vomitare veramente, perché poi dopo, se andate a sfrugugliare, salta fuori che si erano messi d'accordo, che è stata lei a chiedere al giornalista, che poi uno di Fratelli d'Italia, di chiedergli questa cosa sulla storia d'amore con Piantedosi, e che Piantedosi ha anche separato, e che gli avrebbe procurato delle consulenze assolutamente gratuite. Quindi è un altro caso Boccia San Giuliano. Non lo so. Chiaro che non dico paginone, sì che lo dico, il paginone su Repubblica, anzi più di uno, non manca, con anche Giuliano Foschini che ci racconta il personaggio, questa signora è Claudia Conte, ok, è anche con Vannacci, ragazzi miei. Non è che ha fatto innamorare anche Vannacci, ma che schifo. Cerimonie, eventi, ospitate Rai, una vita a misura di Instagram. Ha moderato incontri pubblici con i vertici della polizia, il caso dell'ex marito calciatore assolto dallo stalking. So che vi piace questa cosa, comprate Repubblica, ragazzi. Peggio di novella 2000 oggi il quotidiano Repubblica, anche perché nella pagina dopo scrive un attimo, che mi aggiusto la cravatta. Meloni lo aveva avvisato. Salvini punta al Viminale, se c'è il rimpasto è mio. Virgolettato. Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. La premier nel pomeriggio lo riceve a Palazzo Chigi, l'ipotesi di un bis del suo governo, sospetti incrociati nel centrodestra. Ragazzi, non resisto, devo leggervelo assolutamente questo articolo, cioè Salvini potrebbe approfittare della marachella di Piantedosi con questa giornalista per entrare lui al suo posto al Viminale. Per capire come il governo si ritrovi improvvisamente a un passo dalla caduta del ministro dell'interno e da un rimpasto che potrebbe sfociare in un Meloni bis, bisogna tornare all'autunno dello scorso anno, mettetevi comodo.
scomodi e a un incontro riservato che spiega i guai delle ultime ore. Siamo a finire del 2025. Giorgia Meloni trapela da massime fonti di governo, convoca Matteo Piantedosi a Palazzo Chigi. In qualche modo è venuta a conoscenza della notizia di questa relazione tra il ministro e Claudia Conte, così almeno ha definito il rapporto con la diretta interessata. Non è difficile spiegare la ragione del faccia a faccia. Nell'esecutivo molti sanno e molti parlano, sia pure sottovoce, di questo rapporto. E dunque la Premier si rivolge a Piantedosi, si informa sulla situazione. Come va? Ci esce a cena? Sotto le lenzuola cosa fate? No? Dai, sto scherzando un pochettino, no? Sdrammatizzo. Guarda che è un momento drammaticissimo questo. A me tremano le mani, anzi anche il microfono mi sta tremando. Poi raccontano le stesse fonti, gli manifesta elementi di preoccupazione per gli effetti sul ministero e sul governo, cioè non andare, almeno vai con un uomo, ma non andare con una donna. L'argomento scelto dalla Presidente del Consiglio è tutto politico e di opportunità. L'esecutivo è già reduce dal caso San Giuliano, vi ricordate? San Giuliano, Boccia, la reazione del responsabile dell'interno secondo le fonti che ricostruiscono l'accaduto è quella di chi rassicura, garantisce una situazione chiara in tempi brevi. Passa il tempo, ma non succede nulla. Semmai inizia ad interporsi un filtro sempre più spesso tra Claudia Conte e la macchina ministeriale. A quel punto Dago Spia ha già iniziato a scrivere e a alludere alla relazione tra il titolare del Viminale e la donna. 6 mesi dopo, e siamo a ieri, Meloni e Piantedosi si ritrovano in una stanza e tornano a parlare della frequentazione con Conte. Lei da Palazzo Chigi trapela solo un dettaglio: il ministro mostra sicurezza, prova a rassicurare la Premier, sul resto buio fitto. E in effetti è come addentrarsi in una stanza senza luce. Oh ragazzi, questi sono giornalisti professionisti, scrivono forte, si sbatte ovunque. Già in una stanza senza luce, che cazzo, si sbatte ovunque contro sospetti, un veleno, le imboscate. L'unico modo per districarsi è dunque seguire i fatti. Bravi! Ad esempio, un dettaglio cruciale: la gestione dell'intervista video al sito money.it. Alimenta voci e teoremi il fatto che a realizzarlo sia una figura organica a Fratelli d'Italia. È già un giovane militante, lo è ancora oggi, fanno sapere. Nessuno strappo, nessun problema politico a giustificare eventuali atti di sabotaggio contro il partito. Un giornalista, sto deglutendo, che lavora per Radio Atreyu, la radio di Fratelli d'Italia. Cioè, chissà, mi sento come se fossi io, no? Cioè, ed è considerato molto vicino ai vertici del melonismo, oltre che ben inserito nel partito di Lecce. Ecco perché Meloni, a colloquio con Piantedosi, ci tiene a far sapere al ministro che Fratelli d'Italia non ha certo ordito complotti contro di lui. Scusami, gli fa intervistare, scusa, dal suo amico di Atreyu, e gli fa la domanda chiesta appositamente dall'intervistata se è vero che c'è stata questa, ma non ha mica fatto apposta, assolutamente, non ha certo ordito complotti contro di lui, anche se in effetti tutto nasce da un uomo del partito. In transatlantico, però, esponenti storici dei Fratelli d'Italia suggeriscono tracce da seguire per aggiungere tasselli al puzzle. Come detto, la cautela della Premier è quasi obbligata, attende di capire, osserva gli sviluppi, dove si fermerà la pallina di questa nuova crisi. Questo è il punto. Se ad esempio questa storia dovesse sfuggire di mano, sta sfuggendo, costringendo addirittura il ministro a un passo indietro, difficilmente la Premier potrebbe evitare un rimpasto più ampio di una singola e mirata sostituzione di Daniela Santanchè, che stiamo comunque ancora aspettando. Sempre che non si renda addirittura necessario il bis del suo governo, con l'effetto collaterale di rinunciare alla rincorsa al record per l'esecutivo più longevo della storia repubblicana. Ragazzi, non batterebbe il record la Meloni, ma i sospetti
fatti non si fermano sulla soglia di Fratelli d'Italia, questi ci vedono bene. Ad esempio, nelle chat di alto livello della maggioranza gira un'altra informazione tutta da verificare. La testata avrebbe collegamenti con l'area di Monza Brianza, culla del berlusconismo di ieri e di oggi, e ancora con indiscrezioni che avvelenano i rapporti nel centrodestra. La donna, suggeriscono dal cuore della maggioranza, sarebbe invece considerata vicino alla Lega. No! Ma adesso, capito? E proprio ieri Matteo Salvini, dopo aver ricevuto Piantedosi al suo ministero e avergli donato una colomba pasquale, ha lasciato che dal vertice del Carroccio trapelasse con Repubblica una posizione esplosiva. Gulp, sto deglutendo ancora e sono emozionatissimo. Cosa sto per dirvi? Non lo so, e adesso ve lo dico. L'incontro tra i due, programmato da tempo, è servito anche a ribadire la massima stima e l'affetto per Piantedosi, cioè sono trovati, gli ha regalato la colomba padana, chiaramente, sapete che ne produciamo pochissime ma veramente buone, al netto del fatto che se ci sarà un rimpasso di governo, per la Lega il Viminale è un obiettivo. Quindi mentre gli dava la colomba a Piantedosi, Salvini ha detto: se ci sarà un rimpasto, noi comunque ci siamo. Una sfida diretta, esplicita, un ministro con il quale i rapporti sono da tempo logorati, e che sarebbero peggiorati anche a causa di recentissimi scontri attorno al risico delle nomine delle partecipate. Di certo Salvini considera l'attuale titolare del Viminale l'ostacolo che frena la sua massima ambizione: tornare al Ministero dell'Interno 6 anni e mezzo dopo il papete. E ditemi se non vi piace anche voi l'idea di Salvini al Ministero dell'Interno di nuovo. Scrivetemelo 3406709 parlate anche voi con quella giornalista che racconti ancora avventure più mirabolanti con Piantedosi, tanto è separato. Si tratterebbe di un clamoroso stravolgimento degli equilibri di governo, scrive Repubblica, così fragoroso da non essere certo scontato. Conta la volontà di Meloni, contano le difficoltà di riportare ordine in un quadro che dopo il referendum appare come impazzito. Valutazioni in mano alla Presidente del Consiglio che lasciano aperto ogni possibile scenario, compreso quello del reset catartico. Signori, penso di averlo bisogno io, un reset catartico, e del ritorno a elezioni anticipate. Vedete, alla fine questi sono giornalisti professionisti, Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Vi amiamo, grazie del bellissimo articolo, tutto da leggere, da rileggere, da decantare, magari dopo essersi ubriacati con una buona grappa davanti al camino. Che fatica, che è una fatica, però vedi, quando sono queste cose la mia rassegna stampa diventa cult, e so che schiaccerete condividi sulla pagina Facebook e la invierete a parenti o amici, perché è anche divertente sapere come si soffia sul fuoco delle polemiche da parte di certi quotidiani. Questa è Repubblica, ma se vado sul Corriere non si differenzia molto, dai, che ce n'è anche per Del Mastro a pagina 22 di Repubblica. Io e Del Mastro in società, è stato il mio benefattore, interrogato Caroccia, mi ha aiutato a comprare gli arredi, la figlia poveraccia, questa storia mi rovina. Ministero, deleghe a Sisto e Ostellari, se vi interessa, paginone anche su Andrea Del Mastro con quello della bisteccheria. Giro di nuovo la pagina cos'è che mi interessa questa? Sì, in taglio basso: occuparono la sala destinata a Casa Pound, sospesi 32 deputati. Persino Repubblica ha coraggio di dire questa cosa. Interdizione dai lavori parlamentari per 5 giorni, un gruppo per 4 giorni l'altro, tutti sospesi con la sanzione più dura: i 32 deputati delle opposizioni che lo scorso 30 gennaio avevano impedito a portavoce di Casa Pound e Nazi Skin, scrive Repubblica, di aprire nei locali della Camera dedicati agli incontri stampa la conferenza sulla
remigrazione, l'ideologia di estrema destra che sostiene l'espulsione forzata degli immigrati, ok? Questo è il motivo per cui io sono qui a parlarvi, perché voglio la remigrazione. Avrebbero potuto parlare quel giorno Luca Marsella di Casa Pound, il fronte skinheads, la rete patrioti e Brescia e bresciani. È lo stesso comitato Remigrazione e Riconquista che subito fuori, di fronte alle contestazioni di deputati di sinistra che opponevano la foto di Giacomo Matteotti, urlarono in piazza: Matteotti sta bene dove sta. Ricordate che siete su Repubblica. La punizione scattata ieri in ufficio di presidenza di Montecitorio, dove è caduta anche l'esile trattativa che mirava a infliggere un solo giorno di sospensione simbolico per i ribelli. Mediazione sostenuta da Azione per affermare il principio che nessuno di noi possa impedire a qualcuno di parlare alla Camera, perché è un messaggio che anche se è un messaggio che non condivido. Ci fermiamo, assistiamo a una deriva davvero sconcertante, denuncia il PD, e ci sono nomi interessanti che riguardano i 5 giorni di sospensione. Volete saperli? Baccali, Cooperlo, Orfini, Sportiello, Zaratti, Auriemma, Boldrini, Bonelli, Fratoianni, Morassut, Quartini, Romeo, c'era anche Romeo, sicuro, Saracino, Scotto, Stumpo, Francesco Silvestri, Riccardo Ricciardi, la sanzione dei 4 giorni a Lifano, Casucciani, Di Basi, Dorso, Gribaudi, Labate, Mancini, Orrico e Marianna Ricciardi. Bene, anzi no, assolutamente non bene, però bisognerebbe lasciar parlare tutti alla Camera, al Senato, sarebbe bello. Invece, quando dici delle cose che danno fastidio al PD, sei fascista, devi stare zitto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico collocato sul Mar Ionio continua a provocare condizioni di diffuso maltempo su mezza Italia. Nelle prossime ore ancora condizioni di forte instabilità sul medio versante adriatico e al sud, con precipitazioni diffuse. Nel pomeriggio i fenomeni continueranno ad interessare sostanzialmente i medesimi settori, ma in maniera via via più attenuata, massime in aumento specie al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. La voce che ogni sera mi giunge da lontano, seduto tra gli amici o solo in casa mia. La voce che io sento raggiungemi sin qua. È la tua, è la tua, la tua. Le voci sanno fare lunghi viaggi, san scalare le montagne, san tuffarsi in mezzo al mare, sanno sempre come giungere fin da te. La voce che mi porta il vento della sera, nel silenzio del mio sonno, nel fragore della vita. La voce che io sento, raggiungemi sin qua. È la tua, è la tua, è la tua. Le voci sanno fare lunghi viaggi, san scalare le montagne, san scapparsi in mezzo al mare, sanno sempre come giungere fin da te. Non so se tu ora mi stai pensando, ma spero la mia voce ti giunga silenziosa. Spero che tu senta il mio canto a te, spero che tu senta il mio amore per te. Le voci sanno fare lunghi viaggi, san scalare le montagne, san tuffarsi in mezzo al mare, sanno sempre come giungere fin da te. Le voci sanno fare lunghi viaggi, san scalare le montagne, san tuffarsi in mezzo al mare, sanno sempre come giungere fin da te. Sanno sempre come giungere fin da te. Sono parole sante, la magia della voce. Si intitola così l'ultimo pezzo di Detto Ferrante Anguissola, il cantautore più anziano d'Italia. Ha fatto un album, ma ne sta già preparando un altro, ragazzo mio. Celebra il potere comunicativo ed emotivo della voce umana. Ormai bisogna specificarlo, vista come un filo invisibile capace di unire e trasmettere amore. Ed è un piacere trasmettervi amore. Vi do anche i bacini a tutti voi che mi avete acceso questa mattina in giro per l'Italia per la radio DAB. Non c'è problema, siamo in DAB, non schiacciate FM sul cruscotto della vostra automobile, schiacciate DAB e poi la ricerca è facilissima, siamo in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà. Ma ancora meglio, chiaro, se avete l'abbonamento tutto compreso, scaricate l'app di Radio Libertà sul vostro cellulare e lo collegate se siete in auto con la vostra autoradio. Voilà, senza problemi, portateci ovunque, signor Re, signor Re. Sono Matteo da Merano, non io, è lui Matteo. La Lega, se vuole ritornare forte, deve mettere Zaia a capo del partito, perché tante persone in Veneto di centrosinistra alla sua ultima elezione gli avevano dato il voto e soprattutto è ben visto perché c'è poco da dire, in Veneto ha lavorato bene, bravo. E siamo d'accordissimo, assolutamente sì, ha lavorato bene in Veneto, ma ha lavorato bene anche in tutta Italia, quando tempo fa è stato ministro, e soprattutto non ha scheletri nell'armadio, non ne puoi parlare male. Tu dici, perché se l'è presa coi Novax, è un po' aperto verso i gay, l'eutanasia e tutte queste cose, ma sono aperture importantissime perché all'interno di una coalizione, di un partito, sono veramente diversissime le opinioni su queste argomentazioni e ci stanno queste aperture. Chiaro che aspetta un attimo, secondo me la carta Zaia verrà giocata dalla Lega al momento opportuno.
Nel frattempo oggi abbiamo sentito Piantedosi, questo problema gravissimo, insomma, che una giornalista ha avuto una storia con lui e chiaramente sì, il governo deve cadere secondo Repubblica, ma è chiaro, non si può andare avanti in questo modo. È un troiaio, scrive qualcuno. Aspetta, a cosa si riferisce? A noi semplici cittadini non ce ne frega nulla se un parlamentare porta a letto una giovane e bella donna. L'importante è che non la sistemi nei posti pubblici, perché spendere i miei soldi per i capricci amorosi dei parlamentari proprio no. Come il San Giuliano che le dava le consulenze a spese nostre. Spero che la fidanzatina di Salvini, cosa c'entra adesso Salvini, si accontenti a mettersi in primo piano senza però avere degli incarichi pubblici, è chiaro? Altrimenti il Parlamento è un troiaio. È chiaro, amico mio, se ti sembra che sia successo una roba del genere, cioè sei uno di Repubblica che fantastichi come i nostri giornalisti professionisti che abbiamo appena letto. Ci mancherebbe. Anche Piantedosi si è dato delle cose da fare in senso buono a questa giornalista. È chiaro che erano incarichi non retribuiti, va bene. Anche i democratico Kennedy e Clinton avevano una relazione da sposati. Allora cosa ce ne frega se Piantedosi ha avuto una relazione? Ribadisco e discoriba, non sposato, cioè Piantedosi separato, deve stare lì dov'è, fare quello da buon ministro. Lo so, vaglielo a dire a quelli di Repubblica. Sammy, hai fatto un pezzo da Oscar con Repubblica su Piantedosi. Grazie Marco da Milano. Mi raccomando, condividete questa rassegna stampa che è potente sulla vostra pagina Facebook o inviatela a cani e porci attraverso WhatsApp. Ma basta con sta menata di Piantedosi. Se proprio deve condurre la rassegna stampa lo faccia leggendo notizie serie. Questo appuntamento mattutino è sempre più una buffonata. Bravo Gino il Piddino. E sì che ho letto il tuo quotidiano di riferimento. Boh, sarà. Ciao Sammy, sono Erminio. Ieri mi hai redarguito perché chiedo sempre le stesse cose, ma se nessuno mi dà una risposta, tu cosa faresti? Io chiedo ancora. Con Kainar che cambi, la cosa è sorvolata. Con Borghi pure. Se la domanda non è lecita, ditemelo. Erminio, non rompere i coglioni con queste domande del cazzo, e scusate il francesismo. Erminio, tu l'hai detto e io, ma che cosa, con chi ce l'hai ancora questa roba? Italexi da questa Europa del mio scroto. C'è uno che mi scrive ste robe, anche, capisci Erminio? Cioè, se non ti mando a fanculo dico, ma gira su Radio Popolare, ma neanche lì ti censurerebbero una cazzata del genere. Non ci sono le riserve della Banca d'Italia, 300.000 miliardi circa, abbiamo un debito di 2.600 miliardi, cazzo, paghiamo il debito all'Europa ladrona, andiamo per conto nostro. Erminio, te l'ho letta questa cosa, cosa devo mettermi in loop per leggere le tue cazzate? Quanta santa pazienza. Spero che almeno i 5 euro per aiutare Radio Libertà tu li abbia dati. Guarda che vado a vedere sul resoconto, Erminio, devi firmarti Erminio il Piddino, mi raccomando. Antonia, perché bisogna elemosinare il petrolio da stati che non ci amano? Piantiamola con la guerra in Ucraina. Evidentemente chi non vuole raggiungere la pace fa affari d'oro. Il governo riprende rapporti con la Russia, anche contro l'Europa. Germania e altri fanno i fatti loro e se ne fregano degli ordini europei. Vedete come sono toste le nostre donne, ma mi devo fermare, sono di corsa come al solito. Perdonatemi, ma torno sul quotidiano di riferimento di Gino il Piddino, il quotidiano La Repubblica, perché lo studente nega i piani omicidi. Mi minacciavano su Telegram. Il giovane sospettato di terrorismo in Umbria dice che la verità è nel suo cellulare. Volevo andare via da quel canale sbagliato. Oggi sarà interrogato dal GIP. Fatemi uscire dal carcere, non sono un criminale. Sì, si preparava le pozioni esplosive, ma era una roba così, come fossero petardi. Da Turetta all'eccidio di Breivik, così la galassia neonazista manipola gli adolescenti sul web. Lo scrive Giulia Boero in taglio basso oggi su Repubblica. Leonardo Bianchi, esperto di movimenti dell'estrema destra, esclude l'ipotesi dei lupi solitari. La violenza si basa sull'emulazione.
popolazione. Si spazia dai figli della borghesia a ragazzini con situazioni familiari svantaggiate e questo rende difficile la prevenzione. Anche l'età media si sta abbassando, ad avere enorme responsabilità sono soprattutto le piattaforme di massa. Interessante sicuramente che siate comunisti o fascisti leggere questo articolo. Ancora morti? Muoiono di freddo in 19, strage sul gommone al largo di Lampedusa. E poi madre e figlie avvelenate, si cerca la ricina nel sangue del marito sopravvissuto. Prosegue l'inchiesta su queste morti in Molise, la notte di Natale. Mantovani. Attenzione, a proposito di virus, di voglia di ammazzare la moglie, la famiglia, eccetera, si intervista oggi questo immunologo. Il virus fai da te, oggi persino un ragazzo può creare un'arma letale. Un tempo c'era il botulino, l'antrace, la peste, la ricina, le febbri emorragiche. Ora la lista si allunga in modo determinato. Basterebbe manipolare i geni che conferiscono resistenza agli antibiotici per ottenere microbi insensibili a tutte le terapie. Un microorganismo simile al vaiolo potrebbe essere reso facilmente più aggressivo e aggirare così il nostro sistema immunitario. Interessante anche questa raccapricciante intervista all'immunologo che dà l'allarme. Con le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale è diventato possibile produrre in casa un agente patogeno mortale. Allegria! Ah, siate allegri, signori, siate allegri e spensierati. C'hai mica un grappino che tipo i muratori nel caffè la mattina. Sì, ci vuole. Vado sul quotidiano La Verità. Dai, ci dobbiamo pur consolare. Allora, vogliono far fuori Piantedosi, è il titolo principale, gli altri ve li ho già letti. Entriamo all'interno e giustamente sia sulla Verità che soprattutto su Libero, che ieri ha fatto lo scoop, Giuseppi ora fa l'americano e se ne vanta. L'ex premier che vede a pranzo Zampolli, l'inviato speciale del presidente Trump, e rivendica una sua richiesta. Bignami lo incalza a Montecitorio, in piazza manifesta contro gli USA con i Propal, poi fa incontri segreti, ok? E ma ha detto tranquillamente Conte che gli ha parlato, questo tizio, ma gli ha detto quello che pensava sull'America, eccetera. Peccato che il tizio abbia detto no, non mi ha proprio detto queste cose, ma lo scoprite sicuramente leggendo un qualunque quotidiano, perché oggi è intervistato l'inviato speciale del presidente Trump ovunque. Ma chiaramente io non vi leggo un'intervista perché sennò sarei uguale a tutte le altre radio. Pagina 3. Vogliono sfruttare una vicenda privata di Piantedosi per farlo fuori. Ecco la foto. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al fianco della giornalista Claudia Conte, che è sicuramente un'altra tipa boccia, appariscente pure lei. L'opinionista Claudia Conte ha detto: ho una relazione col ministro. AVS ne fa un affare di Stato sperando in un nuovo caso boccia. Vogliono sfruttare una vicenda privata di Piantedosi per farlo fuori, la dice chiara la cosa Maurizio Belpietro oggi sulla Verità. La sinistra si infila tra le lenzuola altrui e non tra quelle di Ilaria Salis. Lo sapete, anche l'europarlamentare di AVS è stata trovata in camera col suo collaboratore, ma non ci han detto cazzo se erano sotto le lenzuola insieme oppure no. Sta cosa mi brucia, perché non si può avere portaborse, fidanzati o comunque parenti, sposati, non si può, capito? E invece questa Salis, insomma, durante la perquisizione, che non è stata una perquisizione, c'era in casa anche alle 7 del mattino questo collaboratore, che poi non è uno stinco di santo, ma in AVS, anzi, sono medaglie. San Giuliano lasciò, ma solo dopo si scoprì che non provocò alcun danno erariale. Capito mi hai, signori? Oggi è da leggere questo articolo, pagina 3 del quotidiano La Verità, che poi spiega anche che le consulenze
che ha fatto questa Claudia Conte sono gratuite. Alla giornalista viene contestato un incarico alla commissione parlamentare sulle condizioni di degrado di città e loro periferie. Il presidente, team di 30 esperti onorari. Anche qua si spiega molto bene la situazione. Chiaro che poi ogni quotidiano tira di chi o de là raccontando che l'intervistatore è un ragazzo, un signore di Fratelli d'Italia, anzi che parla nella radio, che hanno anche una radio loro, di Fratelli d'Italia, Radio Atreio International, ok, e quindi insomma sai, quelli di Repubblica tirano, soffiano sul fuoco dicendo potrebbe essere che quelli di Fratelli d'Italia cercano di far fuori Piantedosi, che non capisco, ma ci sarebbe lo zampino anche della Lega? Guarda, te l'ho detto, oggi è divertentissimo. Comprate un giornale di sinistra. Vergogna nazionale, Flock e Spocchia, Flop e Spocchia, Flick Flock, ma Gravina resiste. Poltrona da $500,000 all'anno, Gravina, ma duraminga, come si dice qua a Milano. Oggi è giovedì e domani è venerdì. Io, Mago Varin, prevedo che succederà qualcosa nelle prossime ore. Mago Varin. Il Consiglio lo spinga a lasciare. Oggi sulla Verità si intervista il campione del mondo 1982 Giuseppe Dossena, a gamba tesa sul sistema che sta governando il pallone. Riforme mai avviate, associazioni complici. Appena €400 a chi allena i ragazzi? Punto di domanda. Giro la pagina, è tempo di copiare Germania e Norvegia. Dopo la delusione di Euro 2000, la Federcalcio tedesca ha lanciato il programma Talenti, finanziando centri d'eccellenza diffusi dove monitorare i vivai. Lo scouting è centrale. Il mantra del modello scandinavo in ascesa, fino a 13 anni niente tattica. Insomma, guardiamoci un po' in giro. La russa, a tutto c'è un limite. I leghisti, un tetto agli stranieri. Che sembra una cosa molto pidina, devo dire. Diamo un tetto agli stranieri. Dai, Sammy Varin, leggi Repubblica e veramente diventi comunista. Un tetto agli stranieri, capito? Vuol dire un limite agli stranieri, capito? Non è che vogliamo... Adesso c'è Gino il Pidino che mi scrive subito. Politici al veleno per la disfatta di Zenica. Renzi, colpa di amichettismo e inciuci. Fatto sta che un tetto agli stranieri che giocano, lo diciamo da 20 anni. E noi come al solito ci hanno dato dei razzisti. E il fatto che non tifassimo l'Italia ai mondiali era anche per questo, ragazzi, perché cioè, durante l'anno non c'è nessuno di italiano che giocava fin dai tempi. Sempre sulla Verità, mi devo fermare tra poco, sì, tra poco mi fermo. San Siro è la casa di Inter e Milan, parlarci è il minimo. Si parla di radical tilt di quello che è successo a Milano. Il nuovo stadio sarà destinato a rossoneri e nerazzurri. È assurdo accusare la giunta di avere dialogato con le parti. E poi, ma concorrenza e trasparenza vanno garantite. Fermo restando l'uso esclusivo del nuovo impianto ai 2 club, non si può impedire ad altri acquirenti di partecipare alla gara. È Paolo Del Debbio che ci porta su queste considerazioni. Sempre sulla Verità, Donald che minaccia di mollare la NATO, l'alleanza dice calma, provoca spesso, ma dai, ogni 5 minuti. E avete notato come anche i giornali di centrodestra hanno un pochino cambiato idea su Trump, è vero? Il governo ha trovato i fondi per le imprese e per i tagli alle accise fino alla fine di aprile. Buona notizia, direi, ma l'intervista con Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, non dà niente di buono. Quadro delicato sui carburanti. L'Europa continua a non avere una visione energetica efficace, mentre arriva meno prodotto di prima. L'Italia però può contare sull'ENI. Ah sì, soprattutto in Basilicata e in mezzo al mare, ragazzi, ci stanno arrivando tante di quelle scopetate, mamma mia. C'è solo un riquadretto però significativo. Avevano impedito un discorso a Furgiuele della Lega, quando si voleva parlare di remigrazione, sanzionati 30 deputati. Tra loro c'è anche Laura Boldrini.
Ciao ciao! Sanzionati, una sanzioncina. Ancora potente, te proprio mi ferma adesso, mi devo c'è qui Parlamento, ma potente anche De Luca oggi sulla Verità, è l'unica La Verità che dice sta cosa. De Luca che vuole incarcerare i tre Vajont perché non hanno fatto vaccinare i figli. L'ex governatore campano schiuma rabbia contro la famiglia del Bosco. Anche il duo comico Luca e Paolo da Floris dileggia ai rurali. Hanno rotto il cazzo. Stop al trasferimento dei tre minori, la madre potrà vederli. E finalmente una buona notizia. Tutto da leggere, quello che scrive oggi La Verità con De Luca, che vuole incarcerare i tre Vajont perché non hanno fatto vaccinare i loro figli. Qui Parlamento. Carissimi adesso è acceso. colleghi, le liste d'attesa non sono un problema prodotto da scelte convincenti o di questo governo. Da tecnico e politico, e come sappiamo e sapete tutti, giudico le liste di attesa un equilibrio fragile tra la domanda di prestazioni, l'appropriatezza prescrittiva, la capacità produttiva delle singole aziende e delle singole regioni e l'organizzazione dei singoli servizi che nelle liste d'attesa esprimono tutta la fragilità di garantire il diritto alla salute. Trattarle come fa l'opposizione, ovvero come un bersaglio mediatico, non aiuta, come non aiuta ricondurle a presunte inadeguatezze istituzionali, ignorando la complessità di contesto. Finalmente con questo governo abbiamo regole chiare, risorse stanziate sulle liste d'attesa, piattaforma di monitoraggio. Noi stiamo riportando lentamente le liste di attesa nei limiti di un governo ordinario e non emergenziale, come tanti ministeri hanno fatto, e non ignoriamo assolutamente le criticità che pure esistono, ma stiamo costruendo una cornice programmatica che per la prima volta rende stabili, omogenei, misurabili e sostenibili gli indicatori di funzionamento delle liste d'attesa. La piattaforma nazionale delle liste d'attesa è un passo metodologico prima che tecnologico per seguire i dati, e noi del gruppo Lega da tempo diciamo quanto importanti siano i dati sanitari per farli diventare pubblici. È una scelta di trasparenza mai fatta finora e che va riconosciuta a questo governo e soprattutto non sminuita in procedimenti anacronistici e senza senso. Condividiamo che la centralità delle liste d'attesa ambulatoriali spesso hanno marginalizzato le liste invisibili di alcune prestazioni, come le cure palliative o come quelle di salute mentale, ma tutto è migliorabile. Non si agisce sempre per il meglio, ma si cerca di fare il meglio, soprattutto su priorità istituzionali e razionalmente perseguibili. Evitiamo le proposte di cretinismo pirotecnico. Noi ricerchiamo un equilibrio tra le linee di azione nazionale e quelle regionali. Ignorare che alcune competenze operative sono di carattere regionale significa ignorare un assetto secondo il quale abbiamo regioni in linea di sistema e regioni inadeguate alla gestione delle liste d'attesa, atavicamente disorganizzate, ma che solo da un confronto serio, equilibrato con il governo possono uscire dallo stallo politico organizzativo dei loro sistemi sanitari regionali. La nuova governance di Agenas ha, nella riunione del 24 marzo, riunito tutte le regioni. Il DM 73 del 2024 finalmente traccia una linea che noi finora al Ministero della Salute non abbiamo mai avuto. I dati delle performance sulle 4 classi di priorità daranno finalmente evidenza pubblica di dati regionali. È un lavoro che richiede tempo e che può essere migliorato, ma che comunque è stato avviato.
La riunione di Agenas ha segnato un passo di grande collaborazione e soprattutto di avvio di buone pratiche in un clima sereno, di squadra e di approfondita ricerca di antagonizzare le criticità e valutare l'impatto delle iniziative del decreto. I sistemi di monitoraggio non nascono completi, ma ciò che conta è che esista un sistema e ripeto che sia trasparente e pubblico come finora non è mai stato e consultabile da tutti, ma soprattutto dai nostri cittadini pazienti, e che orienti l'azione correttiva. E questa è la direzione di trasparenza che noi vogliamo per i nostri utenti, i nostri cittadini, i nostri pazienti. Non intendiamo sacrificare all'altare della riduzione delle liste di attesa il rischio dell'appropriatezza prescrittiva, ma anche su questo un governo che possiede i dati si orienta meglio di uno che non li ha mai posseduti. Le liste di attesa non si risolvono con un atto di volontà, né con i singoli strumenti. Le liste di attesa si governano con metodo, continuità e una visione capace di tenere insieme visione clinica, organizzazione e tecnologia. In questo senso, riconoscere che l'azione in corso ha per la prima volta una direzione pur non perfetta, pur esposta alle inerzie di sistema, non sarebbe per voi opposizione un atto di affezione e di deferenza, ma di onestà intellettuale che la sanità pubblica merita. Ma voi non sarete mai intellettualmente onesti, neanche su tesi come la sanità che richiedono un salto di qualità anche della vostra azione politica. La responsabilizzazione delle regioni ci interessa, l'autonomia, che significa assunzione di responsabilità. Dobbiamo rafforzare la collaborazione tra i livelli di governo, valorizzare chi ha competenze e capacità di gestione, adottare i sistemi di valutazione delle performance regionali in grado di valorizzare le esperienze più efficaci e di incentivare la diffusione dei modelli organizzativi virtuosi tra i diversi territori. Noi crediamo che la serietà della politica si misuri anche da questo, dalla capacità di dire che i problemi esistono, ma anche di indicare una direzione e di percorrere con coerenza. La strada è chiara e la nostra mozione la riconferma. Più risorse per sanità, più strumenti per abbattere le liste di attesa, più trasparenza e più responsabilità, più innovazione digitale, più valorizzazione dei medici e dei professionisti, ma molti anche indicatori di funzionamento. I cittadini ci chiedono di andare a verificare quello che noi eroghiamo. Per queste ragioni, signor Presidente, noi esprimiamo il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier sulla mozione di maggioranza, pensando ai medici, ma soprattutto agli operatori sanitari tutti di sistema, ma primi fra tutti ai nostri pazienti. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il tempo scorre, ma non è più un nemico. Mi ha insegnato a vivere, a restare con te. Non cura le ferite del mio passato. Sei tu la guida che risana il cuore. Ti consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro.
che il tempo mi sfugga di mano. Accetto la sfida e mi affido al tuo piano. Non ho più rimpianti, sei ciò che io voglio. La tua voce mi chiama, lascio tutto e ti ascolto. Ti consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro. Non più sentenze, nessuna condanna, il tempo non inganna. Io guardo a te, vivo il presente, la tua grazia mi investe, ogni attimo è un dono che custodirò con me. Ti consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro. Sicuro. Con una voce del genere non poteva che cantare Dio. Si chiama Amanda. Ogni giovedì alle ore 9 mandiamo in onda un pezzo di Christian Music, di musica cristiana. Il tempo sicuro di Amanda, lei finalista del talent J Factor. La cantante cristiana riflette sul valore del tempo come dono, sulla fede e sulla necessità di fidarsi dei tempi di Dio. Laviamo i piedi quest'oggi, è giovedì santo, certamente buona Pasqua a tutti coloro che la vogliono vivere, magari in modo diverso, perché no, senza spendere, espandere, ci stavo per dire ma donando 5 euro a Radio Libertà. No, non ve lo dico questa volta, ma perché no, si può decidere di viverla in modo diverso quest'anno la Pasqua, complice l'austerity a cui siamo chiamati. Tranquilli, Artemis 2 partita verso la Luna, la capsula Orion con a bordo 4 astronauti è in orbita e hanno aggiustato il gabinetto che si era rotto, quindi non portate sfiga. Questo mi scrive: gli astronauti faranno una brutta fine, siamo andati sulla Luna, ci mancavano i gomblottisti che sono ancora lì a dire che non era vero niente, ma vi amiamo e vi vogliamo con noi, certo. Ah no? Zaia è il massimo dell'ignoranza, vedi alla voce oscuro medioevo, poveraccio. Ah, ma questo è Crozza che ci scrive. Vabbè, questa sera no, domani c'è Crozza, non ritorna. Crozza è perennemente in vacanza. Io vorrei sapere quanto guadagna. Ogni volta che c'è da fare vacanza lui la fa, e adesso c'è la Pasqua e quindi questo venerdì vanno in onda solo repliche. La ricetta, ecco la ricetta per portare la Lega dall'8 al 28% in 8 giorni. Attenzione, citofoni, chiamo direttamente Matteo, ok? Matteo in linea, attenzione. Meloni, Presidente della Repubblica. Giorgetti, Presidente del Consiglio. Zaia, Segretario della Lega. Salvini, Ministro dell'Interno. Ragazzi, se non è potere assoluto questo, non è male, però scusa, Meloni Presidente della Repubblica, Giorgetti Presidente del Consiglio, Zaia Segretario Lega, Salvini Ministro dell'Interno.
Che ne pensate? No, ditemi, questa è un'idea vostra. 340-6709-659. Ditemi cosa ne pensate. Sammy, a me Piddino proprio non me lo dici, se no a Natale insieme alla signora del 44 non vengo più a trovarti. Erminio il Piddino, ma vieni, porta 5 euro, mi raccomando. No, adesso dovete venire col portafoglio pieno, perché abbiamo bellissimi gadget. Appena scendete dalle scale vi vedete davanti tutti i gadget di Radio Libertà a numero limitato, fatti manualmente dal Marco Grimoldi che non dorme la notte per prepararvi i gadget. Signori, sono vostri, il primo che arriva li becca, ripeto, quantità limitatissime, sono fatti uno ad uno, magistralmente, senza dormire, dal Marco Grimoldi, quello che fa la trasmissione adesso il mercoledì, Lega e dintorni alle 15:30, e ve lo dovete portare a casa un gadgettino da collezionare di Radio Libertà. C'è un messaggio audio, sentiamo cosa dice questo, sentiamo. Ciao Sammy, sono Walter. Mi viene da ridere a pensare alla storia di Piantedosi, ma dei dossierati ci siamo dimenticati. Cioè, sanno tutto di tutti. Quando uno comincia a stare sui coglioni o deve essere sostituito, si tira fuori una storiella. Ne hanno milioni di storielle su chiunque, dai. Non prendiamoci per il culo. Sarebbe molto più intelligente se uno deve andarsene, farlo alla luce del sole, non andare a tirare fuori puttanate. In questo caso non ha nessun senso. Aveva bisogno, ne ha trovata una, magari anche bella, che non so chi sia. Tra l'altro poi si chiamava Conte, quindi ciulare un Conte non è roba da tutti. Ciao, si scherza, lo sapete, questa è l'unica rassegna stampa scherzosa esistente al mondo. Piantedosi sta sui coglioni e per fortuna ci sono le intercettazioni, no di più, i dossieraggi. E sapete che la Lega è quella che è stata più dossierata. Ritorniamo per un attimo sulla Verità, solo perché è l'unica che quest'oggi torna a parlare di Bibbiano. Parliamo di Bibbiano con Francesco Borgonovo e solo per questo merita l'acquisto. Bibbiano, il PM, sentenza sconcertante. Il sostituto procuratore fa appello dopo il giudizio in primo grado. Dal tribunale una spasmodica e quasi ossessiva ricerca di ragioni assolutorie, con esiti spesso paradossali e del tutto disancorati dalla realtà. Altro che montatura della destra. Secondo la toga, i giudici sembrano persino addentrarsi nell'analisi degli stati d'animo degli imputati, immaginando i loro pensieri. La Corte d'Assise era stata chiamata a decidere la sorte di 14 imputati per cui si chiedevano 73 anni di carcere. Sono arrivate solo 2 condanne notevoli. Bibbiano, torna a parlarne Francesco Borgonovo, solo sul quotidiano La Verità. Mi tuffo su Libero, signori, perché prosegue naturalmente lo scoop di Libero. Conte, Trump, cosa non torna? Il famoso pranzo con l'inviato di Donald che Libero assolutamente corre a intervistare, ma insieme a Libero gran parte dei quotidiani quest'oggi. Scoperto da Libero a tavola con Zampolli, chissà cosa hanno mangiato. Emissario del tycoon, l'ex premier Conte si difende, nessun segreto, ribadito la linea dei 5 Stelle, ma la sua versione fa acqua da tutte le parti perché Zampolli non ha confermato questa cosa. Fratelli d'Italia, Forza Italia, il leader 5 Stelle spiega, i suoi sbroccano in aula, eppure il PD lo sfotte, il Biconte in prima pagina, potentissima immagine oggi sul quotidiano Libero. E naturalmente l'intervista all'imprenditore USA Giuseppe, un amico mio e di Donald. Ma entriamo all'interno, ragazzi miei, perché oggi Piantedosi, sì, c'è solo un riquadretto, guarda qua, Piantedosi ha un flirt, Elli si indigna, scrive Libero in un richiamo in prima pagina, ma all'interno invece pagina 2, ritorno di Giuseppi, il centrodestra all'attacco su Conte con l'inviato USA, spieghi questi incontri e alla Camera è il caos, quello che non torna nella ricostruzione del leader 5 Stelle, guarda, eppure la lettera, signori, di Giuseppe Conte, non ho mai cambiato idea, folle la guerra di Trump, è tutto da leggere oggi. È tutto da leggere. Libero, Trump, le modelle, il golf,
chi è l'inviato del presidente. Il ritratto di questo Paolo Zampolli che è andato a cena con Conte di casa a Mar-a-Lago con Donald, ha in comune l'arte di fare accordi. Nel 98 presentò Melania al Tycoon, gli affari tra case e opere d'arte, signori. Ed eccola qua, pagina 5, l'intervista con codesto Paolo Zampolli. Conte è un amico, vuole che io porti i tuoi saluti a Trump. Parla l'inviato del presidente USA per le partnership globali dopo l'incontro riservato con il capo dei 5 Stelle. Passavo da Roma, io e lui ci conosciamo da tempo, le sue critiche alla Casa Bianca io non le ho sentite. Sul Medio Oriente, solo 2 battute senza entrare nei dettagli, non ci siamo visti per parlare della guerra. Sull'Hotel Plaza, non sono interessato ad acquistare l'albergo di Olivia Paladino, però è bellissimo, insomma. Di cosa avranno parlato questi due? Intanto in taglio basso, anche sul Libero, blocco anti-Casa Pound, sospesi 30 deputati rossi. Avevano occupato la sala in cui si doveva tenere una conferenza sulla remigrazione e allora sono stati puniti una volta tanto, tra loro anche la Boldrini con la I finale. Rivolta del leader 5 Stelle pure sul maxi radar USA. Da premier Giuseppi non disse nulla su blitz americano contro Soleimani, ma soprattutto chiaramente il calcio è quello che non ci piace. Fallimento mondiale da Tamberi a Paltrinieri, tutti contro Gravina, noi i veri professionisti e il governo stende la FIGC. Chiaramente oggi non avete che l'imbarazzo della scelta, su qualunque quotidiano se ne parla. Coraggio e pazienza, in nazionale va imposto l'utilizzo dei nostri under, i nostri giovani. I presunti dilettanti spiegano al pallone come essere vincenti anche con meno soldi. Anche sul quotidiano Libero viene intervistato il grande Zoff. Oggi il mito è Sinner, non il calciatore, e la nazionale ne soffre. L'ex CT, salvo solo Donnarumma e Palestra, gli altri erano terrorizzati ai rigori. Ora cambi il sistema, vanno ridotti gli stranieri in Serie A. Che bello vederli oggi tutti leghisti. Giovani senza brividi mondial. Il calcio ha perso la sua missione. Come faranno i giovani senza i brividi mondial? Andranno ad accoltellare qualche professore. Salis imbarazzata in TV. Bonini stanza con me? È solo un caro amico. La pupilla di Bonelli e Fratoianni smentisce di avere una relazione con l'assistente parlamentare che era all'alba nella sua camera d'albergo. È lo stesso autore del libro sulla prigionia di Ilaria, pagato con soldi UE, si chiede oggi Libero. Bruxelles, ricordiamo, vieta l'assunzione dei fidanzati. Solo un riquadretto a pagina 15 su Piantedosi. Ho una storia con Piantedosi. Schlein si indigna. La giornalista Claudia Conte parla di una relazione col ministro, sinistra all'attacco, la Lega lo difende a spada tratta. Siamo ancora sul quotidiano Libero. L'ultima segnalazione chiaramente è la Luna, la missione che dopo 50 anni riporta l'uomo intorno alla Luna. Con il programma Artemis la NASA riprende a inviare astronauti per l'esplorazione diretta dello spazio. L'obiettivo è quello di allestire una base sul satellite, quindi sulla Luna, quindi per la prima volta andremo sulla Luna. Ecco cosa c'è da sapere. È interessantissimo. Ok, 4 astronauti viaggeranno molto più comodi del solito. Orion ha un diametro di circa 5 metri e anche un bagno completo che però si era rotto ma l'hanno aggiustato. Ok, non portate sfiga, faranno sia la pipì che la cacca come tutti noi. Oh signor, dai, no, devo proseguire prima di aprire. Lo so che siete lì che aspettate, ma volevo fare un giro anche sul Corriere, perché a proposito, sai, della telenovela Piantedosi, volevo sapere se diceva qualcosa che altri non dicono, dai. Allora, parte in prima pagina il caffè di Gramellini che si intitola Dio, Claudia e famiglia.
E chiaramente racconta come il centrodestra parla tanto di Dio, la famiglia, Dio, patria e famiglia, ma poi tra separazioni, divorzi, amanti occultate, dichiarate o autoproclamate, la maggioranza di governo mostra un'indubbia solerzia nel movimentare le dinamiche familiari. Beh, a sinistra le movimentano ancora di più perché si va tranquillamente senza guardare che cosa hai in mezzo alle gambe. Anzi, se hai la sorpresa è ancora più divertente, ma lo sapete, la trasmissione di Sammy Varin è qui per strapparvi un sorriso, sorridete. Oh, quelli di sinistra come Gino il Pidino non sorridono mai, ma è pazzesco. Scrivetemi un WhatsApp offensivo, dai, lo aspetto, 340 6709 659. Cazzo stai facendo? Simone mi sta scrivendo un WhatsApp offensivo. Persino il mio regista! Non c'è più religione. La giornalista e le parole sul ministro. Io e Piantedosi? Non posso negare. Siamo sul Corriere, ragazzi. L'intervista a Claudia Conte a febbraio ha avuto una nomina parlamentare. AVS parla di opacità. Ed eccola qua la foto insieme con Piantedosi, ma anche con il giornalista Marco Gaetani, ex presidente di Gioventù Nazionale di Lecce e coinvolto nell'organizzazione di Atreiu, kermesse di Fratelli d'Italia, e pare che parli anche alla loro radio, che deve essere molto peggio della nostra. Già la nostra si sente poco, è di nicchia, lì proprio è un buchetto che devi cercarlo, ma altro che fare la spesa dal contadino. Ma amiamo anche Radio Atreiu, faremo un collegamento prima o poi con Radio Atreiu. Io lo devo conoscere questo tizio qua, Marco Gaetani, perché insomma è stato agli ordini di questa giornalista. Gliel'ha chiesto lei, fammi la domanda su Piantedosi, quindi erano d'accordo. L'incontro con Meloni, Giorgia, questa è una faccenda privata, quel talk con la polizia, le consulenze pubbliche, la Lega frena, signori miei, qua si mette male. Giorgia è una faccenda privata, a margine di una riunione sulla sicurezza. Matteo Piantedosi si confronta con Giorgia Meloni tra le pareti damascate di Palazzo Chigi, un faccia a faccia più personale che politico. Il ministro dell'Interno spiega alla Premier la natura di questa vicenda esplosa di mattina nei palazzi romani dopo le rivelazioni della giornalista Claudia Conte. La Presidente del Consiglio ascolta la versione del suo ministro e poi gli rinnova la fiducia, almeno per ora. È un pomeriggio particolare per Piantedosi, che dopo Palazzo Chigi si sposta dalla porta di Porta Pia, dalle parti di Porta Pia, sulla Nomentana per incontrare Matteo Salvini al Ministero. Prima la Meloni e poi Salvini. Il leader della Lega gli regala una colomba pasquale e gli ribadisce assoluta vicinanza umana e politica. Dalla Lega mettono in chiaro le cose. Ritorno al Viminale, resta l'approdo sognato da Salvini, si sa, ma non ci siamo noi dietro a questa strana operazione. Non cerchiamo un rimpasto così, cioè nel veleno del gossip. Stesso concetto ribadito dai vertici di Fratelli d'Italia, nonostante un dettaglio che balza agli occhi. L'intervistatore di Claudia Conte per il podcast del sito Money, online l'altra sera alle 22, è Marco Gaetani, voce di Radio Atreiur, l'emittente di Fratelli d'Italia. Si tratta di un dirigente leccese di Gioventù Nazionale, il vivaio di Fratelli d'Italia. Una coincidenza che fa subito suonare strani campanelli din don tra complotti e dietrologie. Questo è il Corriere, ragazzi, e non è Novella 2000. Da Palazzo Chigi e da Via della Scrofa sgomberano il campo da qualsiasi macchinazione. Vi pare che facciamo queste cose per complicarci la vita e far saltare il nostro ministro dell'Interno? Così andremmo dritti minimo verso il Meloni bis. Intanto intorno al Viminale va in scena il sabba dei sospetti. Qua mi fermo, ma ragazzi, ma anche il Corriere oggi è divertentissimo. Lo so che vorreste che continuassi. Oh, compratelo, straccioni. Costa tanto, lo so, il Corriere, però quando c'è da ridere si ride e poi magari succede anche qualcosa. Da ministro a federatore, il ritorno di Bersani, lo amiamo, l'uomo delle metafore, spariglia al campo largo, ragazzi. Cioè, qui sono insieme Prodi e Bersani.
Sono le ultime speranze, signori. Qui addirittura quando parlavano con i 5 Stelle, vi ricordate? Mito Crimi, che mi ricordava sempre il cartone animato, e Roberta Lombardi. Bellissima quella diretta, ai tempi che si facevano le dirette, lo streaming. Lo amiamo Bersani, nuovo federatore, secondo il Corriere, del Partito Democratico con i 5 Stelle. Tanti auguri. Conte, pranzo con l'inviato di Trump, nessun segreto, basta illazioni. E anche qui sul Corriere, signori, l'intervista a Zampolli. Il presidente lo chiama Giuseppi, è amico mio e di Donald, mi ha detto di salutarlo. Schlein, non so chi sia. Che schiaffo alla Schlein. Trump sfida la Corte Suprema, ma sullo ius soli giudici scettici. Chiaramente se lo toglie dall'America lo ius soli, per cui se uno nasce in America diventa americano, qua in Italia non ne parleremo mai più. Via le udienze, in aula per la prima volta nella storia siede anche un presidente in carica. Tutto da leggere anche qua, signori, se ne parla sul quotidiano Il Corriere. Giro la pagina, ma intanto se volete entrare in onda con me potete entrare. Oggi rassegna stampa molto divertente. Chiamate 0292947222, commentate quanto vi sto raccontando. Questa purtroppo è la brutta notizia che continua a capitare e loro continuano ad arrivare. Strage di migranti sul gommone. 19 morti per il freddo. Li lasciamo partire, li mettiamo in mano agli scafisti, che d'altronde poveri è un lavoro anche quello, e quasi sempre muoiono. Vento gelido, onde di 6 metri, molti hanno ceduto a bordo della motovedetta. Una donna stringe un orfanello, che ne sarà di lui? Sempre sul Corriere, i bimbi del bosco vedono la mamma, non andranno in un'altra comunità. Chieti, dopo un mese di incontro di 5 ore nella casa famiglia, la relazione piccoli sereni. Buona notizia, non lo so, Cesare Zapperi intervista sul Corriere il presidente Stefani, presidente della regione Veneto, no all'uso dei social per gli under 14. Li vedo nei parchi chini sul telefono. Ora in Veneto prepariamo il divieto. Il presidente Stefani verifica attraverso l'identità digitale da tra 3 mesi il via. Alberto Stefani, presidente della regione Veneto della Lega, ha rilanciato una proposta di legge per vietare l'uso dei social network agli under 14. La proposta, depositata anche in Consiglio regionale per farla approvare in Parlamento come legge di iniziativa regionale, prevede tra le altre cose il finanziamento di progetti di educazione all'uso delle reti per gli adulti e sanzioni per le piattaforme che non rispettano i limiti imposti dalla legge. Che ne pensate? No all'uso dei social per gli under 14. Scrivetemi 340 6709 659. Vanno previste anche sanzioni per le piattaforme che non rispettano i limiti. Si riuscirà a far rispettare tutto questo? 340 6709 659. Ne parla oggi solo il quotidiano Il Corriere, che intervista il presidente del Veneto della Lega, Stefani. 0292947222. Ora mi zittisco, parlate voi. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Riguardo al telefonino per gli under 14, è una cosa che stanno facendo anche in vari altri paesi europei, addirittura anche gli under 16. Alcuni paesi europei stanno cercando di vietarli. Io abito in una zona vicino a diverse scuole superiori e quando sono in smart a casa, io abito a piano terra praticamente, li vedi passare, non dico tutti, ma quasi tutti, col telefono in mano che fanno qualcosa invece che chiacchierare. Allora, al di là di questo, una cosa riguardo a chi dice dobbiamo a tutti i costi uscire dall'Unione Europea. Io sono uno di quelli che non sarebbe a favore. Il problema è che se esci dall'Unione Europea, la Banca Centrale Europea non ti compra più titoli di Stato che servono per finanziare il nostro gigantesco debito pubblico e quindi andremo a gambe all'aria. Ecco perché l'Italia non può uscire. In questo momento soltanto la Germania potrebbe uscire dall'Unione Europea senza avere vari contraccolpi. Ultima cosa legata all'Unione Europea. L'Unione Europea, secondo me, sta facendo di tutto per impoverirci, cioè drenare liquidità
dal privato, quindi dai comuni cittadini, tipo la media borghesia, quelli che sostanzialmente siamo noi, per farla arrivare alle istituzioni. E questo è il problema. Il problema è che ci vogliono impoverire tutti, secondo me rendere poveri, vendere praticamente ciò che resta del nostro comparto industriale alla Cina. In questo modo, ridotti alla fame, saremmo costretti ad accettare gli stipendi imposti dalle aziende cinesi e tanti saluti al secchio. Vogliamo questo dall'Unione Europea? Io penso che l'Europa della gente che lavora non vuole tutto questo, il problema è farlo capire a tantissimi che non hanno ancora compreso dove stiamo andando, e le scelte dell'Unione Europea le vediamo praticamente tutti i giorni. Sembra che si vogliano suicidare. Ciao Sammy, grazie. Grazie, naturalmente auguri di buona Pasqua a tutti coloro che magari nelle prossime ore ci spegneranno per qualche giorno. Oggi il Fatto Quotidiano, anche qua, guarda il titolo: la donna del Viminale, un'altra amante, Claudia Conte, sto con Piantedosi, la donna del Viminale, record incarichi a Radio Rai, in polizia e alla difesa, dopo il coming out della donna il ministro da Meloni e Salvini. 0292947222, pronto? Buongiorno signor Sammy, Lisetta. Buongiorno. Allora, la lezione della Spagna, signor Sammy. La Spagna, secondo me, dimostra fermezza e intelligenza a salvaguardia della propria nazione, mi sembra, e dei suoi cittadini, rifiutando le basi agli USA. Giusto? La guerra di Trump, signor Sammy, e di Israele sbagliata e a detta degli esperti insensata. L'irruenza, dico io, e il disprezzo verso i popoli è cosa nota, non di adesso. Allora, fare un riepilogo delle guerre inventate dagli USA sarebbe scrivere un'enciclopedia. A Trump, signor Sammy, come i suoi predecessori, non importa delle gite umane e dei propri soldati. Le Torri Gemelle, secondo lei, un ricordo troppo lontano? Tutto qua. No, volevo aggiungere anche buona Pasqua a tutti gli ascoltatori, a lei e alla sua famiglia. Grazie, buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te, alla tua famiglia e a tutti voi ascoltatori vicini e lontani, amici o nemici. E sto per andarmene, certo, però prima volevo leggervi il giornale che titola in taglio alto: trampata al campo largo. I rapporti tra Conte e lo staff di Donald spaccano la sinistra anti-USA. E in centropagina, sondaggi, resta tutto uguale. E scusami, entro dentro. A proposito di trampata al campo largo, si ritorna sulla cena di Conte con l'inviato USA e gelo a sinistra, nasce la fronda. Intervista a Paolo Zampolli oggi sul giornale: Trump lo ritiene un amico gentile, possono parlarsi quando vogliono. Ma che interessa a me è la pagina 5, referendum senza effetti. Tutto resta come prima, nessun vantaggio per il campo largo, il centrodestra è stabile. Il paradosso dopo il giudizio popolare sulla riforma del CSM: il consenso delle due coalizioni non cambia, anche se in tanti non hanno seguito le indicazioni di entrambi gli schieramenti. L'ultimo sondaggio di Antonio Noto. Ed era l'ultima fesseria che io vi ho sperato nell'etero. Tranquillo, nell'etero torniamo alle 11 con la seconda parte della nostra controinformazione: potere al popolo. Avete ascoltato